Saluto a tutti, oggi a nostra Fabriguccia accoglie gli amici che ci hanno da Iaccio e da Ostia. Abbiamo un tema di rivoluzione e bevo che un tema lì ha l'ispirazione, ne? Posso parlare, no? No. Ma, qual è che vuole andare a fare un teatro con Pedro? Io. Vabbè, andate. E qual è che voleva un canto con Fanù? Andate subito che mi aspetta. E qual è che deve fare cucina con me? Allora andate tutti che siete aspettati. Ecco, poi moi porte la nostra Fabriguccia ai rivoluzionari. Salute ziteli, salute Pedro. Salute. Mi barano pronti per fare rivoluzione. Fede, Francine, mi pare che questi idee sono più che pronti. On è buon subito. Faccio un freddo che si secca qui. Mi chiamo Francesco, non sa da mica da bassa così. È vero. Qual è il produttore qui? Chiamatemi, Lubaiki e io Luigi da sente parlare. Biscotti per tutti. Mi chiamo Mauro Iade, Radio Esteri. E dopo un bello consiglio appena di roba porcina, è possibile, ok? Per me, les Andrina, ma ancora tutti. Lucky sta fermo davanti alla camera. Moi di appena, no? Come va? Una so, tipo innanzi a tu metti devi appena nell'ambito rivoluzionario, tipo innanzi che le so così. Ma è con tu che ti scegli le parole, no? Una so, sono capace a ricusare egli. Pia sta scatuletta e falla finita. Yes, tu volevi che si impiccato all'entrata dello studio. Sì, no. All'entrata dello studio, no, papà, pio la scatuletta. Allì, esci e due parole. Giustizia. Libertà. Caju. Adi, quelli sono tutti scemi a televisione. E questo? Chi sarà? Pete. Bah, se sarà un sbaglio, scusate. Pete, ma c'è Peter in inglese. Ma no, Pete. P-I-T. Non si intera. Io non ci capisco più nulla qui. E per i costumi? Boh, dite, sarebbe ora di piare i costumi, no? Con tu, ma va a nostra scenetta. Proprio ecco, così poi mi va appena ai ruoli di rivoluzionari. Lascia di vanno e che mi da smonta tutto qui. Vabbè, chi si basta? Sai ciò che già fai io? Ti faccio confidenza, aiutando a trovare Fanù e poi sbrugliate via dopo. Mila. Salute Fanù. Francine, ma chi hai? Spero che i due canterini sono meno in zecca che quello di Pedro. Si spaventato. Ma ci hanno minacciato, hanno piato potere qua là. Allora... No, qui sono bravi, vedi bene. Io mi presenti. Bon, allora, Mi calmi. abbiamo Letizia, Carlandria, Livia Maria e Marcantò. Sono più simpatiche, Sono bravi. sono bravi ieri. Allora, ti va appena. Non ti audiamo la rivoluzione, tu che hai scelto come canzone? Allora, quando ho giunto qui mi viene in mente una magnifica canzone di un gruppo famoso, chiama Alesi. Sì? Sta canzone parla di un rivoluzionario messicano che si chiama Emilio Zapata Rivoluzione. e si chiama L'Emiliano. L'Emiliana, di magnifica sta canzone. La conosci? Bella sicura. T'accompagno se tu Allora. vuoi. Di appena alta, bella. Di alta per te? Era un dono di idee. Cavalche di bella bampa, in pistole fuggile, faccio giocare lo staffile. Cavalche di bella bampa. Ha giocato a due, maestro?
Yeah. Non sei mica sicuro, eh? Io sono sicuro. Allora, fanno, che lavora con questi idee oggi? Allora, beh, io che è una musica appena ritmata, dunque ci ho lavorato al ritmo che li partino che li seguidino a nostra chitarra. Ma io da lasciare lavorare, a me mi do andare a trovare i modi idee nella telu i cugina, di ora di calma mi arrivi da ma appena perché con tutto giocato campato da voi stamane non ti nego nulla. Ma oggi idee, lavora di me? A dopo. Saluto Zidelli. Saluto, Francine. Allora, beh, che poi avete già vostro scusale, mi tocca mettere un meglio, no? Yeah. Che ne idee? Così no, ma già, che già va? Ma già? In brutta. In brutta, e non ho mica ulato di imbruttarmi. Allora, sono contenta oggi di discutere con gli amici e abbiamo dato una zosola che dà forza ai nostri rivoluzionari. Abbiamo da preparare un dolciume di cicolata e di verina besticina. Ma prima lasciate presentarvi ai nostri telespettatori. Abbiamo Lisandrina, abbiamo Leandro, Maria Stella e Marine. E qua ci tocca avere tutti gli ingredienti che ci servono per la nostra sosola oggi. Allora guardiamo insieme. Quanto ore girolano? 3. 3 ore. E dopo? 100 grammi di cicolata nera. Ecco, la cicolata nera di questa gusti. Dunque, e dopo che la cicolata al latte, quanto ce ne vuole? Ce ne vuole 50 grammi. 50 grammi. Ecco la guia cicolata al latte. Dopo ci vuole di nuovo 85 grammi di zucchero. di zucchero, eccolo qui il nostro zucchero. Dopo 50 grammi di farina castagnina, eccola qui, e 140 grammi di giro. Bravi, idee. Noi un mutir. Ah, non è mica, eccolo qui. Ah, l'avevi mica visto. Buona, idee. Ce l'ha separato i d'oro e a. E a farina. Allora, e poi dopo di noi? Si deve cambiare A farina E come con un pizzico di sale. con un pizzico di sale e così diventano più zeppe. Allora, mentre voi fate tutto questo, io vi propongo non da fare un giro in da piazza di Beri e ritrovare i nostri cicolatati che ci aspettano, Josiane e Lionel Colon, e ci facciano vedere come si fa la cicolata. Siamo in da piaggia Iberi in due si face una cicolata tremenda. Ma come si face la cicolata? Josiane Colombereni in de usatello comincia per gratulare la va di cacao e di che è il segreto di la cicolata. Trova fa di prima drinka. Ora li tocca fare so crema con latte, budiro e zucchero. A lascia goce un bel po'. E poi giunti a tappa di mettere la crema con la cicolata a strudie sotto iodo. A pompa di a macchina aspira l'aria. Una volta cicolata pronta, Josiana pia la temperatura. Gioca la gala a 30 gradi per poi metterla in dei quadri e farla rifreddare da che la bia sua forma. Una volta secca, Lionel pia le misure per metterla in una chitarra che gli ioa a tagliare la cicolata in quadretti. Appena di decoro, ecco che è pronta a essere spada. Ecco, ora sappiamo come la si fa la cicolata. Allora, a farina di biancata con un pizzico di sale. Ora che ci vuole fare, Leandro? Ce la metto zucchero in dei d'oro. E per questo che ci vuole fare? Se la piglia una bilancia per misurare il suo peso. Eccola qui a bilancia, allora la accendiamo. Allora, quanto ce ne vuole grammi di zucchero, Lisandrina? Ce ne 85 grammi e mica un grammo di più. Ah, allora, vediamo appena. Ci siamo? Un anco. Torna. Oh, tutto su zucchero. Quasi, sapete che in cucina l'affare sono veramente precisi, Ne abbiamo messo troppo. Aspetta. Hop, hop, hop. Abbiamo già unghie.
Ecco, i nostri 85 rami di zucchero. Allora, chi ci vuole la pia per mischiare o d'oro lui logo o zucchero? Leandro. Un bacio. Un bacio. Allora, e boga sta sente, i nostri amici di Odeadro, ma un di non fate rimor, boga fa spia. Allez, fate il vostro mischio, a dopo. Eu so qui per Fabi inventa. Aspetta, pensate ai batti e tutto che, pensate tutti. Eu so qui per Fabi inventa, travaia e improvvisa e di nuovo, enfin, tu la travaia con tunque. C'est tout cap. Pidona, se parole. Ta concia baietta, vabbè. Vabbè. Bon, sarebbe ora tempo di via budere qui. Paolo ya, occupati di tutti i traiori. D'accordo Francesca, vai a cercare i gawani. E io gulugi a madro i gabi maccia. Ma eu chi posso fare? Ma la mette fuori di a fabricuccia. On ci ne va, ci troveremo un altro ruolo. Ma ce lo racci dai nostri batti. Ye, partigiari, amici cari. E chi sono sti batti? Prima, tutte le settimane, on è messa i cavalli. I cavalli, mi piacciono i cavalli. E i locali di televisione? In corti. Basta. Crei che mi va sempre tutta questa strada. Boh. Qui c'è tutto come Francia e quantunque. Ma corti di be, lasciar tu val quando ho fatto a Zoe a rivoluzione. Giustamente, allora poi lavorare un po' a rivoluzione corsa, no? O quella di 89. Quella di maggio 68. Aiù, c'è l'antigogna tu. Ora femo a nostra rivoluzione. Aspettiamo il roi Francine che se non adeniamo prigioniera una vedette ci può sempre io. Che mu mischiato va bene, brava. I doruli e uso zucchero. E a chi ci vuole fame? Ci la mette 50 grammi di farina castagnina. Brava. Allora, le ma prontati in un frattempo, li metto dentro. E poi sapete ciò che mi va di noi? E mu da metterli. Usa udire. Che mu va tu strudie prima. Eccolo qui. Usa udire. E di noi. Aso giculada. E ora spero che avete dei muscoli perché vi do a fare un mischio con che Leandro? Un sbattio. Bravo. Allora ecco, mettiamo qui tutta la preparazione, vedi? Così va bene. E sapete ciò che devo fare ora? Aiuta a scappare a sente, a fa a spia, a si idee che cantano. Non li sentite mica? Che belli cantano, uè. Allora, mentre voi sente, fate pure il vostro attivo, allez. Faccio giocare lo staffilla, calcare la vampa. Un buon di sciacamana, quantunque. Vai posa. Ribiamo tutti insieme. A 200 cavalieri. 3, 4, 200 cavalieri, con le mustaci in battaglia, so tutti migliaia, a 200 cavalieri. Allora ribiamo e ascoltatevi la chitarra perché ci ha seguito alla quantunque, eh? Ribiamo? A 200 cavalieri, con le mustaci in battaglia, so tutti migliaia, a 200 cavalieri. Allez, continuiamo. Per la legge sono bandito, ma la legge di liberi, e quella cosa faccio io, per la legge sono bandito. Braio di idee. Ecco, becco che avete avanzato proprio, e dunque è un nostro mischio, a nostra basta da infornare, ma prima ci voleva a mettere un deforme. Allora guardate così belle, qui è un coniglio, sabre così, ecco, e ci vuole riempire a forma di preparazione di cicolata e verina bisticina così. Avete capito? Allez, ora tocca a voi Leandro e aspettate. Leandro e Lisandrina, a voi. Andate burro.
una volta che è vorme saranno bene di a preparazione la giculada, ci toccherà mettere nel forno già le gugi, no? Ecco qui, attenti che è caldo. Hop. Metto qui. Ah, è pronto. Yeah. Da demi-guè. Questo gusti. Qui. Ah, questo di no. Ecco. Mettiamo a coge in de uvor. Ecco, mentre goge si debi propongo di andare a ritrovare la nostra piccola giornalista Lucia, che oggi ci va a scoprire Cauria, ci parla di rivoluzione non ta istantare. A te, cara Lucia. Ehi Francine, a un neolitico l'uomo principiano l'agricoltura e la leu. Diventano di noi sedentari ed avere una rivoluzione. E oggi è minevo in Cauria, un luogo privilegiato per l'uomo di un neolitico. E così abbiamo le famose pedre arite e stantare. O fatto d'arza pedre maia si chiama un megaludismo. Poemu vedere o trabalho di l'uomo di dando. Se pedre possono essere solo arite o zuccate dall'uomo. Certe figurano una persona con una faccia umana. Ma perché che l'uomo hanno strascinato, arzato e zuccato queste pedre maior? Non si sa mica di maniera sicura. C'è di noi in Cauria una bella stazione. Indoviniamo subito che gli uomini erano organizzati per arzare pedre così pisie. Bilascio che con un po' di fortuna posso gascare non ta ogni poco di vestiti sconosciuti della nostra preistoria. A presto! Ecco, grazie cara Lucia, sta scoperta. Allora, i nostri ulciumi sono cotti, sono qui davanti, vi faccio vedere. Eccoli qui. E vi tocca dunque a metterli in dei vostri piatti. Allora, Maria Stella, te. Ringrazio. Ecco due, Lisandrina. Allez, mettiteli nei vostri piatti, così belli. Allez, mettiteli. Ah, wow, non vi ferma più cappaspalli. So buoni o mica? Ah. Allez, mangiate. Allora, come è su biscotto? Di giculato. Su biscotto di giculato di farina bistuccina. Trop buono. È buono? Ah. Avete lavorato proprio, Allora, idee. E ora per me di andare a Pedro e i nostri amici commedianti, mi raccomando, state qui che dopo ci mandava un bello ritrato. A dopo, Zideli. Robè, si sono calmati appena? Beh, stiamo a sentire, ci ascoltare tutte le rivendicazioni, hanno tutto in mano. Ma non li possiamo lasciare via o puoi dire Mattina, tu parlerai quando ti avrai la parola. Te, mi ci di qui. Vedi. Ma ci ascoltato tutte le rivendicazioni, Capisco mica. Lucia, di solito sei una zitella rauha, ma che ti bie? Hai perso il cervello? Ad sempre ho distinto revolucionario. E ora che ci fatto entrare i miei compagni da Fabriguccia, di ora di scambiare tutto. Che il scambiamento non ci va di beura. Il scambiamento di ciò che ci punta ci pa in montagna. A Franca Eser e fa la venita con ingiustizia. Lingua corsa in bocca a tutti! Qua appena circolate di noi. Via stella, mezze stelle! Lingua corsa, lingua viva! Basta, bumade e basta. Bon, ci vuole organizzare. Prima, ci vuole scambiare tutti i presentatori, quelli che hanno tra 20 e 60 anni, fuori. Dopo, presenta il giornale in tongue e short. Sebastian Thierry, come donc, sarebbe proprio e poi finisce, fa presentare fuori di strada da animali selvatici. Ma ci dice pure poi! Aie, di bere. Ma allora, e noi come va? Chi possiamo continuare a presentare? E di noi? Bon, ma chi
volete fare di noi? Chi volete fare di noi? Avevamo riflettuto. Allora, Ma io oggi sempre ho do stinto Abbiamo capito. Avevamo capito. ma Bon, allora, chi femo? ma mica fare mercato quantunque. Ci viaggiano tutti qui. Ed è. Ma allora, posso andare a trovare Fanu per essere con noi o con voi, no? Vi lascio lavorare torna appena o no, mica lavorare, ma va cantare con Fanu e a dopo, Fanu. Manda pure a Fanu. Fanu, ma non va tu scappatona. Oh, non si sa mica calmati. No, è peggio che prima. Peggio che prima. Non ti nego tu nulla. Voglio andare io, per calmarli, Sai già chi mi ha fatto parte? E di gente se magnifiche oggi, mi trigava, ma di un teso cantata qua là. Se tu mi permetti, io volevo presente cantare Carlandria solo. Ah. E poi tutti di noi. Chi fai? Calandria, vuoi cantare? Ma sono in due. Ci le Fa tu bene come qui. tu vuoi, bene qui. Bene qui accanto. E Fatti un concerto. Allez, bene. Dimmi appena. se- Allora un'altra canzone. Ah, un'altra canzone. Vuoi Chi vuole cantare un'altra cantare? canzone? Bene qui. Bene. Dimmi. Chi Dimmi vuole la cantare? canzone. 100.000 Allez, comincia a Un cantare. segreto, voglio sentire anch'io. Dilla, fa come se lui gira una scena. Qui è un 100.000 guerrieri. Allez, Mettiti anche qui davanti. Avvicinati. Mettiti questi Vai. davanti. Ecco. Dio concerto e Garlandria. Shh. 100.000 guerrieri hanno francato una bocca, tutti resto di lume con trompete con tamburi, facciano rima la terra, chi saranno l'auguri. 100.000 guerrieri hanno francato una bocca. bravo, Calandria. Sciacca manate. Oh Garlandria, non conosci la canzone di rivoluzionari tu? Ti piacciono queste canzoni? Boh, sai chi? Ne abbiamo uno canta ora, ma una chance perché ce ne due. Ce ne due. Allora, qual è il secondo? Ma cantò a te, vieni Udo qui. concerto. Bene gusti. Tu scambi mica le canzoni, Allez, Allora, bravo. chi ci canti? Ti voglio mettere davanti di noi per un concerto? Mettiti pure. Stiamo a sentire a me. Hanno passato alla fiera. A te. Hanno Passado alla Viera, compra una mitragliaza, più caluento furiosa, hanno passado alla Viera. Bravo, ma giuccio. Sciacca manate. Bravo! Allez, vai Bella in cosa. posa. Allora, e chi ci verrà a fare? E io voglio sapere se si li sanno di quando dà questa canzone. Sapete, si di? Già di riacquisto. Di una canzone io riacquisto, Yeah. bon. E sentite che non è mica una musica tradizionale. Sì, sicuro, viene d'America Latina. Sono ritmi d'America Latina. Sanno tutti questi idee, E poi sono belli questi ritmi. Bon. E poi i maschi. Voi cantate sempre. Chi ascoltate come musica in casa? Marcantò. Libertà. Libertà. Come si Quale chiama sei? il gruppo? E Gardellini. Gardelina. Ah, ma conoscono tutti questa Yeah. canzone. E tu, mo Carlandria? Feli, Mm? Feli. canta lo popolo gorso. Vabbè. Diolti, Ti piace? ci di pandi. Non vuoi mica cantare appena Michael Jackson? No, Bon. Bon, allora è l'ora di cantare appena. Ah, cantiamo appena. Bon, così di ricominciamo la canzone, cantiamo da un principio. Siete pronti? Yeah. sì, no. Sì, no. Sino alla fine. Vi faccio piantare. Ma guarda. 3, 4. Cavalche. più bella vampa, in cui pistole fucile, fa giù calu staffile, cavalche più bella vampa. Aspettiamo. Adieu. 100 cavalieri, con le mustaci in battaglia, sono tutti uomini guaglia, adieu 100 cavalieri.
ci siamo campati. Siamo campati. Veramente, cantate proprio, mi rallegra e mi ha fatto anche un po' perché mi sono spaventata prima io. Queste idee che faccio una rivoluzione. Lasciami passare la rivoluzione, la diavoleria. A rombo di spade e tutto allora. Così di. A nostra fabbricuccia ad quasi già è sopporte, beh, oggi abbiamo lavorato abbastanza e ora di va a Padavesta e non da piace un bello ritratto con Pedro e i rivoluzionari. Armiamoci perché chi qua là non redano mica. Venite, andiamo a fare un ritratto. Siete pronti per un nostro selfie? Yeah! Siete più azzetti? No! Allora, pigliamoci il nostro ritratto.